Prendo spunto il commento che, se non sbaglio, aveva fatto Salvio. Vlahovic potrebbe essere un'occasione di mercato, non parlo del Napoli, potrebbe essere un'occasione di mercato. A me non mi è mai piaciuto Vlahovic. Manco a me, però allora, potrebbe. Secondo me è un grandissimo attaccante. Secondo me sì, ragazzi. Non mi ha mai fatto, cioè, in realtà non è vero. Allora, non è vero che non mi ha mai fatto impazzire, devo essere sincero. Quando giocava alla Fiorentina io stravedevo per Vlahovic, secondo me cioè, ritenevo già fosse un fenomeno, lo tenevo anche al fantacalcio, guarda caso, preso per 2 spicci e mi fece vincere il campionato. In realtà me lo fece vincere grazie ai primi 6 mesi, perché poi se ne è a Juventus, e mi sei disegnare. E infatti quando passò alla Juve, e ricordo c'era Allegri, mi pare, naturalmente, alla Juventus, io parlai con Antonio, quello con cui faccio sempre il fantacalcio, e dissi: Anto, amo verso Vlahovic, perché poi si va più insegni più. E infatti, diciamo, ha smesso non di rendere, perché poi lui comunque i gol li ha sempre fatti, però di rendere come stava rendendo. Però come dice Peppe, come diceva Peppe, poi queste cose dipendono molto dal contesto in cui entri, dall'allenatore, dalla società, dalle pressioni che poi aumentano e come il giocatore sa gestirle o meno. Sicuramente potrebbe essere un'occasione di mercato che però non credo che il Napoli possa nemmeno pensare minimamente di cogliere, non perché non ha i soldi, ma perché non credo che la Juve si metta a cedere al Napoli Vlahovic, anche se in realtà, se la questione societaria continua ad essere così travagliata, in realtà la Juve rischia di perdere. Sto pensando mentre parlo, chiaramente. La Juve rischia di perdere Vlahovic a pochi spiccioli, ma la Juve rischia tantissimo, l'abbiamo detto in natura. La stessa fine di Chiesa. La Juve rischia tantissimo. Ragazzi, ma per esempio, mentre Chiesa ha avuto purtroppo un infortunio molto grave, Vlahovic è ancora integro. E vi dico sta cosa, cioè, secondo me, ma Vlahovic, da quando è arrivato alla Juve, ma ditemi che anno ha fatto, tra virgolette, ordinato. Vi ricordo che primi c'era Allegri,